Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi di Elite Dangerous. Oggi facciamo un video un po' anomalo, diciamo così. Non parleremo di mining, non parleremo di combattimenti, non parleremo delle varie cose che si possono fare dentro questo gioco, ne abbiamo parlato più che a sufficienza. Non faremo un random play dove andiamo magari a spazzolare i pirati. Cosa facciamo oggi? Oggi andiamo nel sistema che vedete puntato al centro della astronave, del cockpit, qui in questo momento. Andiamo a visitare Sol, ossia il sistema solare. Quindi un unico jump mi separa dalla destinazione, avviamo i motori, Hyperdrive in funzione, Frame Shift Drive pronto al salto e partiamo e andiamo a visitare il sistema solare così come viene rappresentato all'interno di Elite Dangerous. Adesso partiamo e dopo andiamo a gustarci insomma un attimo questa rappresentazione appunto del nostro sistema solare come viene fatta appunto all'interno di questo gioco. E sì, così dopo andiamo a vedere un attimo la system map, come sono disposti i vari pianeti, le varie basi che sono lì dentro, eccetera, eccetera. Una novità anche per me perché è la prima volta che metto piede a Sol. Ricordo a tutti che per mettere piede a Sol, no, adesso non lo vediamo, però serve uno speciale permesso, quindi che ottenete facendo rank up all'interno della federazione. Adesso non mi ricordo precisamente che rank, però eccoci qua. Siamo arrivati finalmente a Sol e andiamo a fare una bella scansione intanto iniziale di tutto il sistema, quindi abbiamo già i dati in nave. Seconda cosa che andiamo a fare, andiamo a fermarci un attimo al nav beacon giusto per recuperare eventuali dati astronomici o del sistema che ci possono essere utili. Come già vedevate, vediamo già i primi pianeti tipo Mercurio, eccetera, eccetera, e adesso andiamo a visitarli uno per uno. Come vedete ci sono tanti elementi astronomici qui intorno e andiamo a vedere questo settore spaziale come viene rappresentato all'interno del gioco. Ovviamente all'interno del gioco la Frontier da questo punto di vista ha sempre fatto un ottimo lavoro nel rappresentare la nostra galassia, insomma in base ai dati di NASA, ESA, RASA, JASA, tutte le varie agenzie spaziali del nostro globo terracqueo effettivamente reale, quindi non parliamo di gioco quello che sia. Mamma mia, qua stiamo proprio puntando il nostro sole bello bello diritto. Infatti ci sta un po' accecando, ma non importa. Facciamo la scansione del navigation beacon e siamo un po' velocini, ma ce la faremo. Tanto dopo aver guidato il Python per un pochettino, ci rendiamo conto quanto un ASP sia maneggevole dopo aver guidato un Python. Sembra quasi quasi di guidare un Vulture. Cosa dire? Eccoci qua, adesso diamo un bel colpo di freno, fermiamo i motori e andiamo ad analizzare e a vedere un attimo cosa c'è dentro il sistema di Sol. Quindi il nostro sistema solare, come dicevamo prima. Adesso apriamo la system map e vediamo pianeta per pianeta come è stato rappresentato. Qui lo vedete in tutti i suoi pianeti e pianetucoli. Lune e varie, e varie, e varie, e varie. Allora, primo sistema, Mercurio, con la stazione Daedalus a fianco. Secondo pianeta, quale sarà mai? Venere, ovviamente. Terzo pianeta è la Terra, la nostra prode Terra, con ben 3 Star Dock in fianco. Mamma mia. Vabbè, ovviamente un Abraham Lincoln, un Ling Yao e via, insomma, abbastanza. È un sistema Galileo, insomma, dai, abbastanza politically correct le stazioni qua. Vediamo la nostra luna, la nostra bella Moon. Siamo controllati da Zachary Hudson, quindi insomma un tizio che conosciamo molto bene. Dopo la Terra, ovviamente arriverà il sistema di Marte che qui vediamo rappresentato come pianetoide terraformato, sembra infatti lo danno come Earth-like, eccetera eccetera. Dietro abbiamo una bella fascia di asteroidi, poi cominciamo a trovare il nostro amico Giove con tutte le sue lune. Dopo Giove con le sue luone, troviamo Saturno, Urano. Battute a parte, ok, come dissero in Futurama, per eliminare le bruttissime battute fatte su Urano l'hanno richiamato Ureto in Futurama, quindi ricordiamoci il nostro amico Dr. Farnsworth che ci mise a parte di questa cosa nell'universo di Futurama, invece nell'universo di Elite Urano si chiama ancora Urano.
E dopo Nettuno e poi ovviamente tutta una serie di planetoidi che Dio solo sa da dove vengono fuori, quindi se qualcuno poi lo sa, magari commenterà sotto e ci darà anche qualche link, qualche informazione aggiuntiva, se questi planetoidi sono stati inventati alla frontiera o effettivamente sono stati registrati, la loro presenza scansionata da qualche telescopio effettivamente esistente. Tritone che lo vediamo qui con un bel cerchio rosso intorno, quindi da capire perché, magari non ci si può ancora atterrare. È un icy body comunque. E una cosa che volevo fare assolutamente oggi era atterrare sulla Luna, però quegli stronzoni del, scusate il termine, un attimo mi è venuto fuori così, non hanno dato la possibilità di atterrare sulla Luna. Mi aspettavo di trovare un bel cerchio azzurro qui intorno e invece non c'è. Però possiamo atterrare su Mercurio e poi su qualche luna intorno qui, insomma agli altri pianeti del Sistema Solare. Bando alle ciance, andiamo a selezionare Mercurio e andiamo a visitarlo come primo sistema del nostro viaggio nel Sistema Solare. Nel frattempo qui vediamo insomma un sacco di altra gente, vediamo se ci sono altri piloti umani qui dentro, non ce ne sono. Dirigiamoci velocemente verso Mercurio. Allora allontaniamoci un attimo dalle altre astronavi, qui si stanno già sparando, noi è meglio che non ci puntiamo in combattimento perché la nave è iper alleggerita per long range, quindi non ho armi, non ho niente a bordo e quindi è praticamente suicidio assicurato andare a combattere. Non ho neanche cargo, per cui alla fine non dovrebbero darci fastidio neanche i pirati, speriamo questa cosa comunque. Adesso corriamo verso Mercurio, 165 light seconds dalla stella principale, quindi dalla stella di Sol, o detto il nostro Sole, abbreviato da Sole Sol, e andiamo a visitare Mercurio. E faremo un viaggetto magari fino alla Terra, adesso non so quanti pianeti andiamo a visitare qui dentro Sole, insomma vediamo anche quanto tempo ci porta via. Nel caso, mal che vada, faremo un altro video domani per completare un attimo il giro nel Sistema Solare. Nel frattempo la velocità smodata ci punisce come sempre, quindi dobbiamo fare una piccola manovrina per decelerare, riportare la velocità a valori decenti e avvicinarci quindi al sistema di Mercurio. Eccolo qui, come vedete ci abbiamo messo davvero poco. Ed eccoci qua, il sistema di Mercurio attorno al quale orbita Daedalus e possiamo andare anche a vedere che c'è Eric City, Waltz, Furukawa, andiamo da Eric che è il più vicino, quindi andiamo ad atterrare a Eric City su Mercurio, dovrebbe essere un pianeta abbastanza caldo, quindi speriamo, non ho neanche gli heatsink, quindi sono quei dispositivi che consentono, siamo anche nuovamente troppo veloci, quindi facciamo una bella cabrata di 360 gradi per riabbassare la velocità e poterci allineare con il punto di ingresso. Ok, allora evitate di finire a perpendicolo sulla superficie dei pianeti perché questa cosa vi punirà malamente l'entrata diretta, insomma dropperete e non andrà bene. Qui invece andiamo via abbastanza veloci. Speriamo di non avere una velocità troppo elevata, 45 km al secondo su 350. Ah, sì, no. Velocità perfetta, distanza ottimale. Andiamo a visitare Eric City sulla superficie di Mercurio. Oddio, non so cosa troveremo, comunque, insomma, per il momento il pianeta si presenta abbastanza standard come texture e cose rispetto a tanti altri pianeti che abbiamo già visitato in precedenza. E come al solito chiedo scusa per la qualità grafica finché non riuscirò a mettere mano su una macchina con una potenza un po' più elevata di quella che ho in esecuzione in questo momento e le texture sono limitate a quelle che vedete. Purtroppo il PC mio ha i suoi annetti e niente, insomma dai. Intanto dai, già riesce a consentirci di giocare e di registrare, quindi direi che è più che sufficiente per il momento. Ovviamente, visto e giocato con un sistema più performante di quello che ho io adesso, insomma il gioco si presenta decisamente meglio. Andiamo a richiedere un landing pad, ci fanno atterrare al pad 24. Sì, però non vedo il pad, probabilmente, ecco, ci hanno messo dietro di là. Vediamo qua che comincia a fare un po' di fatica. Eccolo lì, l'ho visto. Allora,
Facciamoci un giretto qui per Eric City, proprio svolazziamoli sulle teste di questi grandi grattacieli e andiamo a mirare il landing pad. Nel frattempo estraiamo anche il carrello. Mamma mia, che brutta e pessima manovra. Ah, infatti sì, ci fanno la scansione perché stiamo facendo delle manovre assurde e oscene per riuscire ad arrivare ad atterrare. Gravità interessante su Mercurio, ci tira proprio giù parecchio parecchio. E niente, e comunque no, non ci spaventa niente. La nave ha i propulsori e noi possiamo andare ad atterrare tranquillamente ad Eric City su Mercurio. Come al solito facciamo un saltino veloce veloce agli Starport Service e comunque rimarremo qui molto poco. Facciamo benzina, insomma, poi vabbè, sempre solite cose, non c'è molto altro qui in zona. Lanciamoci velocemente, andiamo a fare un giretto veloce con lo Scarab. No, ma insomma, diciamo che Mercurio è più che altro un sasso bruciacchiato dal sole e ci interessa relativamente esplorarlo per il momento. Magari, insomma, potremmo fare anche dei video dedicati pianeta per pianeta in cui andiamo ad esplorarli più nel dettaglio, ma insomma, potete farlo tranquillamente anche voi, insomma, non c'è granché da vedere su Mercurio in questo momento. Ok, allineiamoci con l'Escape Vector che intanto ci leviamo da di qua. Ok, e dopo Mercurio andiamo a vedere Venere, giusto? Sì, dai, dovrebbe esserci Venus dopo Mercurio. Esattamente, eccolo qui, dove aspettavamo di trovarcelo. Andiamo a fare un attimo una manovra di circumnavigazione del pianeta Mercurio, perché Venere è proprio dietro. Allora, quando vi allontanate così, io preferisco andare su a perpendicolo per guadagnare il più velocità possibile per scappare la gravità del pianeta e quindi poter accelerare a velocità che mi consentono di muovermi più velocemente. Insomma, scusate un po' il gioco di parole, un po' tardi anche stasera. Comunque, avete capito il concetto. Adesso siamo ancora molto lenti, siamo ancora sui chilometri al secondo, quindi lasciamo la nave allontanarsi dalla superficie planetaria. Come vedete abbiamo ancora l'altimetro e questa cosa deve sparire. Andiamo su 200 km al secondo, 300 km al secondo, lasciamo accelerare a manella e di brutto. Ok, finché non raggiungiamo almeno il 1.000.000 di metri al secondo. Cosa succede qua? Ah sì, 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 un attimo ho agganciato un supporto fisico al grilletto del joystick. Sì, ho attaccato uno spago perché quando vado a fare mining tiro lo spago e lascio, e lascio i laser partire. Molto low tech, però ha la sua efficacia. Potrei anche registrare una macro sulla tastiera, ma insomma, faccio prima legare uno spago intorno al grilletto del joystick. Lo controllo anche decisamente meglio. Quindi a volte, ragazzi, sappiate che le soluzioni low tech, quindi a bassa tecnologia, insomma, fanno loro porco lavoro. Allora, 461 light second per arrivare fino a Venere e adesso ci godiamo un attimo il viaggio. Andiamo a vedere intorno a Venere cosa c'è. C'è la Burnell Station, Gillian Scandal che sarà sicuramente un tourist site e dopo, come vedete, c'è la Terra con le varie aree visitabili per quanto riguarda turismo e similari, dopo i tre Stardock e la Luna con relativo Stardock vicino alla Luna. E poi dopo c'è Marte che all'interno dell'universo di Elite, da quello che vedo dalla system map prima, scusate, sembra che sia stato terraformato e quindi diventato un pianeta abitabile. Mentre ci avviciniamo a Venere, facciamo la nostra solita bella scansioncina delle navi e vi metto a parte di una cosa. Essendo passato dal Python all'ASP per arrivare velocemente nel sistema, adesso diamo un colpettino di freno se no rischiamo di schiantarci o di saltare il pianeta come prima, e dicevo non riuscivo a cambiare nave e passare dal Python all'ASP perché avevo del carico all'interno del Python che non poteva essere trasferito all'ASP. E questa è una cosa abbastanza assurda perché se ho del carico in una nave, perché non può rimanere all'interno di quella nave? Quindi espansione 2-3, speriamo davvero con tanta forza che abbiano finalmente messo quello che dicevano, cioè
il commodity storage. Parla parla, ridi che ti ridi, e siamo arrivati, eccoci qua, vicino a Venere. Qui c'è Gellan Scandal, magari se fate un saltino lì andate a vedervi la storia di quel coso. Dentro Venere non si può andare, infatti non vedete il cerchio azzurro perché è un pianeta non atterrabile, non visitabile. Nelle prossime espansioni hanno detto che lo faranno. Per il momento non si può fare, quindi possiamo vedere solo questa palla infuocata di gas di ogni tipo e girarci intorno. Nel caso cercare di atterrare sullo Stardock là vicino, ma a noi non interessa. Andiamo alla- al pianeta successivo, non ci interessa. Perché? Allora, eccoci qua. Andiamo alla Terra, un altro pianeta abbastanza vicino a Venere. E altra cosa che dicevamo, nella beta 2.3 ho visto sempre la solita system map. Allora, intanto gustiamoci i colori dell'atmosfera di Venere. Insomma, eccoci qua, adesso dovremo passarci molto molto vicini, come potete vedere da qui. Niente, dicevo, non hanno fatto una bella system map nuova come tutti si aspettavano, con tanto di orbite planetarie e similari, ma c'è sempre la solita mappa di sistema fatta come ormai tutti conosciamo, quindi anche nella beta 2.3 mi sa che non sarà cambiato niente nella system map. Vorrei poter rettificare questa cosa, ma da quello che ho visto l'ultima volta che ho loggato nella beta non ho visto modifiche, quindi vale ancora questo discorso. Poi, insomma, si spera sempre che facciano delle modifiche atte a migliorare la nostra esperienza di gioco. E dopo, magari verso la fine del video, andremo a vedere alcuni altri discorsi che riguardano poi magari anche il mio futuro su Elite Dangerous, che praticamente dopo le mie giocate, adesso appena farò un po' di soldini, verranno limitate al gioco con un gruppo di nostri telespettatori, quindi insomma amici che abbiamo fortunatamente trovato in canale YouTube e online giocando, che ringrazio calorosamente e sfrutto l'occasione appunto che così li ringrazio anche in questo video, quindi grazie ragazzi, grazie a tutti, Iron, Anadon, Walter, il nostro Prode, Mastrotech, Vash, Red Revol e insomma tante altre persone. Non vogliatemene se non vi ho nominati tutti. Insomma, vi saluto tutti. Questi sono i nominativi che ho sott'occhio adesso. Scusate se mi sono dimenticato di qualcuno. E se mi sono dimenticato di qualcuno, commentate sotto e ovviamente bacchettatemi pure le dita. Quindi niente, questo è un attimo un piccolo intermezzo finché non raggiungiamo il pianeta Terra. E sto ponderando e sto valutando anche non so, guardavo oggi un altro paio di giochetti sandbox spaziali, già nominato in precedenza Dual Universe, ma vogliono davvero troppi soldi per giocare, un gioco che sarà ad abbonamento mensile, sì, Minecraft spaziale, cioè bello, carino, ci piace, ma insomma tanti soldi, 10 euro al mese e per iniziare insomma potete prendere il gioco prima con una con un risparmio circa del 50%. Comunque vabbè, dai, basta parlare di altri giochi. Siamo arrivati al pianeta Terra, adesso vediamo qui l'Africa, l'Arabia Saudita, il continente asiatico, il continente europeo, cioè arriviamo proprio giusti diritti in faccia. C'è anche il Madagascar là sotto, guarda che bello. Spagna, Inghilterra, Italia, eccoci qua, ciao a tutti, così mi guardo anche dallo spazio, insomma carino una cosa di guardarsi dallo spazio mentre si gioca. E vabbè, Germania, dopo chi più ne ha più ne metta, insomma qua vediamo un po' tutto il nostro pianeta, altresì detto il nostro globo terracqueo. Eh, Finora le texture qui, insomma, mi aspettavo che avessero fatto qualcosa di un pelo più dettagliato, ma vabbè, insomma, magari anche quasi sicuramente colpa del mio PC, visto che ne parlavamo giusto prima. Adesso allarghiamo un attimo l'orbita, passiamo sopra l'Oceano Atlantico. Insomma, spero di... Sì, siamo sopra l'Oceano Atlantico, sì, quella è l'Inghilterra, andiamo un po' giù perché stiamo finendo in Groenlandia, Canada. Ah, stiamo già ripuntando Uranus. Ok, eccoci qua, passiamo sul lato notturno.
Saturno, così vediamo anche un attimo transizione giorno-notte. Questo è proprio il nostro sistema planetario. Ah, che bello, che contenti devono essere lì in America. Come vedete non si smentiscono mai. C'è c'è un bel uragano proprio lì che li sta colpendo e flagellando l'America del Nord, l'America del Sud, l'Argentina e dopo andiamo sull'Oceano Pacifico, insomma la costa californiana, eccola lì in alto. E insomma dai, eccoci qua, facciamoci un nostro bel giro completo. Allora, potremmo anche fare tipo così, che volevo fare un saltino a vedere l'Antartide come l'hanno ripreso. Di solito tutti vanno al Polo Nord, a noi ci piace il Sud, andiamo al Polo Sud, andiamo a farci bracciole di pinguino. Vediamo anche un po' un bel albedo là che sta spuntando, così ci gustiamo anche un po' di alba e via, insomma, visto che ci siamo, non ci capita spesso di fare queste cose se non su giochi tipo Kerbal Space Program o altri giochi similari. Adesso ce lo gustiamo perché è così e va bene così. Dove siamo finiti qua? Cos'è l'Argentina? Un attimo perché non riconosco il continente. Sì, 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 sì. Sembra l'Argentina e noi dobbiamo andare giù di qua. Eccoci qua. Puntiamo l'Antartide, quindi adesso ci guardiamo un attimo il Polo Sud. Salutiamo i pinguini del Polo Sud. E tutta alla faccia della no-fly zone oltre il 60° parallelo, almeno penso sia in zona là. C'è una bella no-fly zone dove nessuno può andare, oltre la quale nessuno può volare e quindi noi ce la gustiamo da Elite Dangerous, tutto il continente dell'Antartide, lastra di ghiaccio infinita sotto la quale non si sa cosa c'è, perché se non ci si può andare non si sa cosa c'è. Bene, visto il pianeta Terra, fatto una bella orbita intorno, visto un po' di cose, cosa facciamo? Houston, Houston, abbiamo un problema. E invece, sto cazzo, perché siamo in Elite, andiamo a vederci e gustarci la Luna. 1.2028, circa light seconds dalla Terra, ovviamente misure abbastanza accurate, credo, insomma, spero. Non mi sono informato in precedenza, adesso non mi ricordo a memoria la distanza Terra-Luna, così proprio su due piedi, dovrei chiederlo a Google. Un dato che nella realtà non mi ricordo. Ho fatto anche una simulazione in un programma 3D a suo tempo, in cui mi ero preso proprio tutte le misurazioni, eccetera, eccetera. Insomma, mi ero già divertito in precedenza, però purtroppo non mi ricordo il dato, quindi come diciamo sempre, chiedetelo al nostro amico Google. E nel frattempo arriviamo alla Luna. Ok, non ci sono piloti umani nel raggio qui. Facciamo una scansione a questo bellissimo Sidewinder, Michael Klein. Ciao, buongiorno, come stai? Sta scortando un Federal Dropship competent. Ok, e sono andati a visitare Galileo, che è lo Stardock che orbita intorno alla Luna. Ed eccola qui, andiamo a vedere anche lei. Sì, dispiace un po', sinceramente, non poterci atterrare. Questa era una cosa che sinceramente mi sarebbe piaciuta assolutamente, assolutamente fare. Purtroppo non si può fare, quindi non si fa. Anche qui dobbiamo orbitarci un po' intorno. Ecco qua, vediamo il famosissimo cratere che vediamo anche tante volte a occhio nudo proprio guardando il cielo. Tra l'altro stasera è anche una serata di luna piena, quindi o comunque insomma bella piena, bella luminosa nel cielo, quindi insomma possiamo guardarla fuori, guardando fuori dalla finestra, oppure qui quando dalla finestra non la vediamo. Ah, perché hanno duplicato questa? Non lo so, comunque. Sì, chissà da dove hanno preso le mappe della Luna. Quindi adesso entriamo nel Dark Side of the Moon, in cui
qualcuno ci dedicò una bella canzone su cui c'è un sacco di letteratura, ci sono delle foto o supposte foto del lato oscuro della Luna, foto che furono rilasciate da NASA, non mi ricordo in che anno, che insomma, osservate e guardate sono molto poco convincenti, diciamo, però stando a quello che dicono, ovviamente non essendoci luce, come fai a fotografare una cosa che non viene illuminata da niente? Bella domanda. Ok, allarghiamo un attimo qui. Giù, giù, giù sotto, ok, così possiamo girarci intorno un po' meglio. Ed ecco qui, questa è la rappresentazione della Luna in Elite Dangerous. Adesso andiamo a vedere l'alba. Torniamo sul lato illuminato. Ok, adesso che abbiamo fatto proprio tutto il giro lunare, direi che possiamo dedicarci alla prossima tappa che è ovviamente Marte. Dai. Perfetto, acceleriamo a velocità smodata, 704 light seconds fino a Marte, quindi anche qui neanche troppo distante. Pianeta che stanno disperatamente cercando di raggiungere in questi periodi, insomma, ci sono tanti progetti per impiantare colonie su Marte in base ai dati delle sonde che hanno detto, eccolo qui, noi stiamo andando qui e dopo arriviamo fino a qua, a Giove e a Saturno. Quindi adesso dai, facciamo un attimo i sistemi principali, Lune e altre cose, insomma le lascio a voi. Intanto acceleriamo fino a Marte. Niente, dicevo, dopo le missioni dell'ESA, quindi con la famosa sonda che è stata sparata là, altre missioni di altre agenzie, credo fosse stata la NASA, ovviamente i famosissimi rover spediti là sopra, eccetera, eccetera, stanno tutti cercando di raggiungere il famoso pianeta rosso. Non so perché si stanno scimmiando così tanto, viste le enormi problematicità per raggiungerlo. Insomma, un po' di considerazioni mie personali, visto che intanto lo stiamo raggiungendo su Elite. Insomma, ti basta prendere una navigator su Elite e ci arrivi, insomma. Ragazzi, dovete spendere miliardi per far cosa. Vabbè, scherzi a parte, dicevo, guardavo anche un attimo i vari progetti di colonizzazione che avevano proposto, insomma, che studenti dell'MIT e i vari debunk che poi hanno fatto su tali progetti, che insomma gli hanno detto ragazzi, ma cosa pensate di fare nel momento in cui arrivate là? Cioè queste cose non funzionano. E ricordiamo anche il famosissimo film The Martian, uscito, cos'era, l'anno scorso, che mamma mia, sono andato a vedere, sinceramente quasi quasi volevo chiedere il rimborso del biglietto per insulto all'intelligenza umana. Un film pessimo, un film osceno, un film che non mi è piaciuto sotto nessun punto di vista, realizzato malamente, e con estrema superficialità e attori inutili purtroppo, e insomma dai, un'altra occasione persa per Hollywood per fare un bel film che invece si è rivelato una ciofeca inguardabile, almeno ai miei occhi, ovviamente sono sempre considerazioni mie personali. Oh, perfetto, nel frattempo parla, come al solito, eccoci qua, arriviamo su Marte. Come vi dicevo, Marte non è più rosso, anzi è diventato un bel pianetucolo azzurro, sembra sia stato terraformato, quindi molto probabilmente ci sarà qualche, eccolo qua, ci sarà qualche bel motivo per cui Marte è stato terraformato. Insomma, lo vedete ancora marroncino sullo sfondo, quindi comunque hanno mantenuto un attimo la sua colorazione di base. Non ho idea se si possano vedere le faccione o le supposte facce fotografate sulla sua superficie o quello che sia. Insomma, qua bisogna vedere anche i tecnici della Frontier da dove hanno preso le texture per generare il pianeta Marte. Comunque dopo magari nei commenti aggiungerete le vostre informazioni, idee o impressioni. Nel frattempo raggiungiamo la Capital Ship che orbita intorno a Marte, così andiamo a vedere anche una bella Capital Ship che non fa mai male. Ok, dai, insomma, siamo anche quasi arrivati, siamo belli vicini, velocità opportunamente bassa per farci diventare vecchi nell'arrivo, però chiacchierando, insomma, il tempo passa. Eccoci qua.
Tac 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 tac. Dai 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 dai. Ok, siamo a 3 km dalla capital ship. Oh, porca pu... Ok. Ah, erroraccio mi... No, ma dai, non ci posso credere. Non ci posso credere, non ci posso credere, non ho neanche i chaff, non ho niente, non ci posso credere. Cioè, questa è, mamma mia, un po' una assurdità. Adesso spero di non essere diventato wanted nel sistema, abbiamo un 15, un bel... Dai! Dai! Porca... Dai, 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 dai! Uhu! Porca boia! Questa è stata assurda! Scusate ragazzi, mi sono rimasto un 4% della nave, mezza sacagnata, a momenti mi sparano via, mi arano dall'altra parte del mondo perché... purtroppo erroraccio mio, sono stato un po' stupido a fiondarmi verso il waypoint della capital ship come avete visto adesso senza aspettare che il gioco me la visualizzasse all'interno del monitor. Quindi mi sono trovato a velocità smodata a catafottermi, come si suol dire, addosso a questa capital ship. La capital ship non ha apprezzato questo mio gesto non volutamente suicida e mi ha scagliato contro di tutto. Di tutto. Io continuo a ribadire che, cari signori della Frontier, dovreste essere un po' più tolleranti contro queste cose qua. Cioè, io non posso perdere una nave, ok? O diventare nemico solo a fronte di un problema come quello che avevamo appena visto. Grazie a Dio sono riuscito a portarmi a casa la nave con un solo 4%, sempre se si decide ad accelerare, e con solo un 4% di scafo. Per fortuna mi si sono ricaricati gli scudi mentre scappavo, perché se non si ricaricavano gli scudi esplodevo e perdevo la bellezza di 1,5 milioni per quel bug di gioco, perché alla fine è un bug di gioco, cioè io non posso entrare all'interno di un sistema, ok, e non trovare una capital ship già lì che mi aspetta, quando dovrebbe esserci. Per fortuna non sono diventato wanted perché non hanno ritenuto il mio gesto un gesto da assegnarmi una taglia, però hanno ritenuto opportuno spararmi addosso di tutto. E cari signori della Frontier, se c'è qualche dev che sta guardando o guarderà mai questo video, vi prego di correggere queste cose. Ho perso più volte astronavi per queste cazzate, quindi è una cosa frustrante, è una cosa che dà un estremo fastidio a tutti, ok? Quindi non è possibile che io venga attaccato a morte per una cosa del genere. Perfino nei giochi tipo Freelancer, tipo Free Space e via discorrendo, anche se attaccavi un compagno, veniva considerato fuoco amico fino a 4-5 colpi. Quindi, insomma, se per determinare l'intenzionalità di un attacco, intanto, gustiamoci questo Stardock nel frattempo. Devo atterrare al 20 che non vedo qui, 45. Un attimo, adesso concludo un attimo la mia filippica su quella boiata che mi è appena successa. Adesso andiamo anche piano perché col 4% di scafo vorrei evitare anche di mettere il piede su un sassolino perché potrei esplodere anche in tempo zero. Ok, quindi bello Stardock, non mi era mai capitato di vedere uno Stardock di questo tipo qui, quindi insomma interessante scoperta. Comunque dicevo, cari signori della Frontier, correggete queste cose perché non è assolutamente possibile che a fronte di un colpo errato all'interno di una mischia o di una situazione di questo genere qua, io vado a perdere una nave intera per questa, per questa cosa, insomma, quindi niente, diciamola così. Adesso
ritentiamola. Ecco qua, come vedete, second terraforming attempt, come dicevamo prima, era stato terraformato. Comunque, sì, non è possibile perdere una nave per questo motivo. Qui ce la siamo cavata per il rotto della cuffia, però, insomma, dai, cioè, io penso che sia una cosa molto 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 sbagliata e non finirò mai di dirlo. Ho perso anche un Python per questo motivo, perché un motivo simile, ero dentro in una zona di mining, ho sparato per sbaglio, assolutamente per sbaglio, senza alcuna intenzionalità, come fa il computer a saperlo, dopo ne parleremo, e ho sparato per sbaglio a un... mamma mia, cosa c'è qua intorno? Dicevo, ho sbagliato a sparare, ho colpito per sbaglio un adder del cacchio che stava là intorno, sono automaticamente diventato nemico di tutti, come ne ho già detto, il radar mi è diventato rosso e sono stato brutalmente abbattuto sul posto per un errore di tiro. Capite che all'interno di una battaglia, mentre si stanno sparando gigawatt di energia in giro per la zona, qualche colpo può andare a finire dove non dovrebbe. Quindi il gioco non dovrebbe considerare il wanted subito così, almeno dopo 4-5 colpi ripetuti sulla stessa nave, insomma, cioè 3 colpi in rapida sequenza uguale attacco voluto, preventivo, premeditato e da diventare ricercati. Un colpo così a caso, insomma, no. Allora, adesso diamo una bella frenata a 4 km. Stiamocene un po' in distanza. Come vedete, arrivare in una zona così, eccola qui. Oh, adesso è segnata in verde. Eccole qui. Adesso gustiamoci un attimo la Starship One. Posso richiedere anche il docking, secondo voi? No, non posso richiedere il docking. Ah, peccato, poteva essere una bella cosa poter fare il dock nelle Starship. Vabbè, vabbè, nelle capital ship. Visto che ci siamo, facciamoci un giretto intorno. Facciamolo con calma e tranquillo. Come vedete, il gioco come le ha spawnate all'interno del sistema. Le ha fatte arrivare tipo dall'iperspazio. E ancora! Ma cosa sto facendo? Cosa ho fatto? Va bene. Ah, come quel disse qualcuno, perseverare è diabolico. Confermiamo 1,5 milioni di soldi persi. Vabbè, qui me lo sono proprio, credo, andata a cercare. Sinceramente non ho capito perché. Mi sono avvicinato troppo? Mi avete avvisato che ero troppo vicino? Mi è arrivato un messaggio da qualche parte? Ma dopo magari mi riguardo il video. Però, sinceramente, continuo a non essere d'accordo con queste cose qui. Cioè, avvisatemi, ditemi, attenzione, perimetro, cioè, mi date avvisi dappertutto, non mi avvisate che mi avvicino troppo? Vabbè. Quindi, anche a voi ragazzi che siete lì, fate molta attenzione quando trovate le capital ship. Le vedete verdi, ma se vi avvicinate un attimo troppo, non si sa per quale motivo, diventate rossi e vi abbatteranno. Vorrei fare vedere anche una cosa, visto che siamo alleati 90% della federazione. Ok, ci considerano anche dei warrant officer, quindi abbiamo anche un buon ranking all'interno della federazione. Io non posso avvicinarmi a una capital ship perché sennò si incazzano e ti tirano giù. Sarà stato per l'errore di prima? Non lo so. Non lo so davvero, però direi che sono abbastanza arrabbiato contro questa situazione. Quindi Marte abbandoniamolo e procediamo verso Giove. Lasciamoci alle spalle questo pianeta del cacchio. Pianeta che non ci vuole bene. È un pianeta che ha già cercato una volta di abbatterci e la seconda volta invece ci è proprio riuscito. Stupidità mia, per carità, può essere, però mi avvicino a una nave che vedo verde, non ricevo nessun messaggio di attenzione, sei troppo vicino, io procedo, cioè, mi ci faccio un giro intorno. Per qualche motivo il gioco ha ritenuto opportuno abbattermi là. Boh, boh,
cercheremo di capire il perché. Cercheremo di capire perché. Nel frattempo andiamo verso Giove, adesso abbiamo 2395 light seconds da percorrere e andiamo avanti. Come vedete qui continuiamo a domandarci il perché. Tanto comunque il 1,5 milioni l'avevamo perso, quindi praticamente tutti i soldi che ho fatto il Python con l'altro giorno minando se ne sono volati e si sono volatilizzati in questo attimo di follia di questo gioco. E tutte queste assolute incoerenze sono purtroppo delle cose che non mi piacciono, mi portano ad abbandonare proprio i giochi, quindi perché? Perché non hanno alcuna logica, perché all'interno del gioco, anche a livello di interpretazione, non interpretazione, pseudo-interpretazione, non hanno alcun senso, quindi si richiede al giocatore un'estrema, estrema attenzione ad ogni minima puttanata dettaglio, quando il gioco invece dall'altra parte fa il porco cazzo che vuole. Come vedete sto volgarizzando volutamente il linguaggio perché? Perché ritengo che la cosa sia assolutamente stupida dal punto di vista videoludico perché? Perché non puoi punire il giocatore in questa maniera oltremodo scandalosa a fronte di molte volte errori del gioco perché ho una capital ship là che dovrebbe essere già parcheggiata che dovrei già vedere quando arrivo, uno, e due, per non avvisare il giocatore che sta magari entrando in zone dove non deve entrare. Lo fanno sui pianeti che ti dicono: "No, attenzione, sei entrato in una restricted area", perché non me lo dici anche quando sono vicino magari a una capital ship che potrebbe sparare ad ammazzarmi in tempo zero con tutti quegli anaconda e tutti quei fighter là intorno, ecco. Quindi insomma no, non va bene, non va bene, non va bene. E quindi niente, questo è un attimo il mio pensiero. Nel frattempo ci avviciniamo verso Giove, che sarà ormai credo l'ultimo pianeta che vado a visitare nel sistema solare, perché il prossimo dopo Giove c'era Saturno che sta molto distante, quindi magari il giro, il giro lo finiamo dopo. Allora, un attimo che mi stanno chiamando sul telefono. Un attimo. Ok, quindi quest'altro motivo per andare a finire. Eccoci qui. Sì, beh, sono passati anche già 40 minuti, quindi dai, non dilunghiamoci ulteriormente. Intanto andiamo a finire un attimo un giro veloce veloce di Giove, che è secondo me un pianeta molto interessante da andare a vedere. Vedete lì le sue famose macchie sulla superficie. Eccoci qua, perfetto. Porca. Mm, ok, vedi che furbizia. Adesso faccio un attimo un excursus veloce perché devo fare una telefonata e quindi qui andiamo a concludere il video. Perfetto. E eccoci qua, perfetto. Ultimo pianeta che visitiamo a Sol. Guardando Giove ci salutiamo, quindi ragazzi, grazie di averci seguito, grazie di aver visto un attimo questo video, commenti sotto come al solito, sottoscrivetevi, registrate, fate quello che dovete fare e io adesso purtroppo devo staccare e il nostro viaggio a Sol si conclude qui, si conclude con insomma varie considerazioni e dopo la insomma, discussione che insomma se volete aggiungere sotto nei commenti del video. Quindi Virus 101 va a terminare la registrazione. Sol sarà un sistema che andrò a lasciarmi alle spalle, vista anche l'esperienza assolutamente devastante vissuta qui dentro, 1,5 milioni perso a fronte di bug del gioco e le varie incoerenze di Elite. E quindi niente, basta, a posto così. Ragazzi, e vi aspetto presto in canale, ciao a tutti, un ringraziamento a chi ci ha seguito, a chi ci seguirà anche nel prossimo futuro e presto saremo in gioco proprio con una crew di Elite, tra un po' decideremo anche il nostro bel sistema base, quindi se volete contattarci fatelo anche qui sotto, vi aggiungeremo sul canale Discord che utilizziamo come chat, audio chat e tutto il resto e basta, quindi qui andiamo a concludere. Comandante Virus 101, Transmission out.